abbiamo parlato di tanti mestieri, qualcuno l'abbiamo un po' trascurato. Ad esempio, non so, gli avvocati, i giudici, anche in tribunale succedono cose incredibili, che uno si trova là un poco, robe stranissime, ad esempio, non so, una volta che ha fatto un processo a porte chiuse, e c'era una ragazza, il giudice gli ha detto, beh, allora dice, cosa è successo? Come cosa è successo? Se sto matto e mi ha ciapà, e mi ha sgnaccato per terra, che ha tirato fuori il bim bim, lo ha tirato... signorina, moderi i termini, parli per metafora. Che metafora, tutto Trento me lo ha sgnaccato io, povero. Quelle robe là, quelle che capitano, robe che ti capita là, che poi era invece il povero attentatore alla virtù di questa ragazza, che tanto era un matto piccio e che avrà avuto un pisellino così, come si può dire, un 5-6 centimetri, e l'avvocato difensore appunto in chiusura dice, ma signori, ma come volete che questo imputato con così minime dimensioni, che lo ciappa in mano e lo palpava, abbia potuto violentare una ragazza simile? Guardatelo bene, è così piccolo, e continuava a palparlo, che non poteva certamente penetrare una ragazza, lo vede così, avvocato, altre no scassate, perdiamo la causa qua, che Dio che ti capita, senza poi parlare appunto di tutte quelle cose tipiche, poi quelle robe che ti capita strane da sentire in tribunale. Dove eravate il 26 settembre scorso alle ore 12? Orca, il 26 settembre dove ero? Io ero in garage sotto casa mia. Dunque avete un alibi? No, con una 500 mesa rotta, che non arriva a capire bene, capisci cosa che voleva dire il coso. Comunque, andando avanti, poi appunto ci va prima gli avvocati, che sono... ma anche i bancari. Prima dei bancari non abbiamo parlato, perché anche loro sono un po' tutte... I bancari invece sono una categoria molto più finotta, molto più, a parte sempre tutti ben vestiti, tutti ben... A parte che ne sia uno in una filiale di Trieste, non voglio dire quale, e ha una cabellata così, un barbon, che mi dico quando uno va là per fare il versamento, alza le mani e si acciappi tutto, Dio povero, e che ha paura di essere rapinato lui dal matto dell'altro. Capita anche certi tipi dei impiegati là. Come quell'altra volta appunto c'era quella signora, si chiamava Maria Rota, sposata in Talamona. Sentire l'impiegato con la carta che comincia Maria Rota in Talamona, dov'è Maria Rota in Talamona? Tutta la gente che la guardava, sta signora poverina, la si vergognava di fronte alla gente là. E del resto, quelle robe perché impiegati poi anche un poco così, sa, no? Lo sguardo libidinoso quando capita alle belle ragazze. Lo sguardo libidinoso mentre quella la fa il versamento, se la ritira 100.000 lire, lui la guarda con l'occhietto, ti conta, no? 66, 67, 68, magari, 70, 71, 72. E dopo che capita invece il contrario, appunto, che se la ragazza invece che se li conta de novo, la lo guarda con un occhio un po' differente, 66, 67, 68, tu se lo menerà, 70, 71, è il contrario che capisci per loro. Soliti tipi, quella che ti capita dentro, quella che fa, senta, voleria a fare un versamento. Io, povero, sto impiegato, ha detto, senta, faccia la distinta, vorrei fare un versamento. Allora cambiare le sue robettine così, vabbè, robe che ti capita così nelle nostre banche.